stati proclamati ad Adrano i vincitori di Art Festival International e dell'estemporanea di pittura Adrano in Cornice, promossa da Art Center con il patrocinio del comune di Adrano. Ieri sera si è conclusa la rassegna internazionale di arti figurative Art Festival International e l'estemporanea di pittura Adrano in Cornice con la proclamazione dei vincitori e la consegna delle targhe degli attestati ai partecipanti. L'iniziativa era inserita nell'ambito della rassegna estiva adranita. Sono intervenuti l'assessore alla cultura Angelo Cunsolo, il maestro Pippo Ragonesi, Nicola Ciadamidaro e il maestro Angelo Cottone, che hanno ringraziato i 49 artisti partecipanti. Dopo un intrattenimento poetico di Marco Veneziano e dell'Adranita Fiosciacca, si è proceduto alla consegna di una targa in memoria dell'artista adranita Cirino Lapisarda, che è stata ritirata da un familiare dell'artista scomparso alcuni anni fa. Sono stati proclamati vincitori dell'estemporanea di pittura Adrano in Cornice l'adranita Lucia Galvagno, che si aggiudica il primo premio in denaro di 250 euro, il secondo posto con un premio in denaro di 200 euro è stato assegnato a Maurizio Sanfilippo di Assoro, il terzo di 150 euro se lo è aggiudicato Pier Elisa Ragusa di Adrano. Una targa speciale è stata assegnata a Tina Cuttone per il suo impegno progressivo alla creatività artistica e per la sua assidua collaborazione ad Art Center. Hanno partecipato alla mostra vari artisti da tutta Italia, 18 gli adraniti, 108 le opere esposte.